Sono Gabriele Zampieri dell'Osservatorio Agroalimentare di Veneto Agricoltura. Vi parlerò sull'andamento del comparto bovino da carne nel 2023. Nel 2023 la produzione di carne veneta diminuisce un po' per i bovini e si ferma a circa 740.000 capi macellati per un valore della produzione stimato dall'ISTA intorno ai 530 milioni di euro. Rimane invece sui livelli del 2022 per il comparto suino e avicolo. Questi studi comparti hanno visto un aumento del fatturato dovuto quasi esclusivamente all'aumento dei prezzi all'origine dei prodotti commercializzati. Per i suini l'aumento è stato del 21%, mentre l'avicolo è calato per la riduzione delle quotazioni di circa l'11% grazie alla, in questo caso, diminuzione dei costi alimentari e energetici che hanno influito poi sulla contrattazione dei prezzi. Il Veneto rimane leader nazionale per la produzione di carne, in particolare quella avicola, di cui produce quasi il 40% della produzione nazionale. Importante anche per la produzione di carne bovina, soprattutto di quella di vitellone, mentre per i suini vale circa il 6% dei capi macellati destinati alla fiera DOP. Per questo comparto rimane alta purtroppo la tensione per i casi riscontrati sui selvatici della peste suina africana in Nord Italia, che potrebbe compromettere eventualmente l'allevamento agricolo. Un'analisi più approfondita di questo comparto si può leggere nel nostro rapporto congiuntura pubblicato nel sito di Veneto Agricoltura.